Decine di migliaia di persone da tutta Italia in corteo a Padova per la manifestazione nazionale organizzata da Libera e Avviso Pubblico contro la mafia. Caccia ai banditi che ieri sera armati di pistole e fucili hanno assaltato una gioielleria in un centro commerciale di Cologna Veneta. Migranti sbarcati a Lampedusa, indagato il comandante siciliano della nave Mare Jonio guidata dalla ONG dei No Global veneziani Casarini e Caccia che chiedono il dissequestro. Turisti deviati dal loro itinerario in piazza San Marco a causa della rottura di un tubo di gas da parte di un operaio che stava facendo alcuni lavori non lontano da Palazzo Ducale. Le polemiche sul congresso mondiale delle famiglie a Verona, il governatore Zaia dice: io da sempre contro l'omofobia ma c'è libertà di discutere sui temi. Ariese Più-Decimo, oltre 400 le multe con un errore di compilazione contestate alla polizia locale, interviene la procura. Un liutaio padovano è rientrato in possesso di 2 preziosi violini che erano stati rubati 17 anni fa e che un maestro milanese aveva acquistato su un sito di vendita online. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, sono 50.000, almeno stando alle cifre degli organizzatori, le persone. Adesso a Padova il corteo, la manifestazione di Libera e Avviso Pubblico contro la mafia. In Prato della Valle adesso in questo momento l'intervento di Don Luigi Ciotti. Prima di collegarci allora di sentire la nostra Valentina Visentin, sentiamo in diretta le parole di Don Luigi Ciotti a Padova. Ma tutti noi se siamo qui perché crediamo che il cambiamento è possibile, che ci mettiamo la nostra faccia. Il nemico non sono i migranti, sono le mafie, la corruzione, l'usura, la mancanza del lavoro, le povertà, l'insufficienza delle politiche sociali. Questo. E allora le aree grigie delle mafie sono queste aree grigie, sono prima di tutto vuoti di democrazia, furti di giustizia sociale. Le mafie sono forti quando la democrazia è debole, è malata, quando i diritti di tutti diventano privilegi di pochi. Dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di riconoscere che le mafie hanno occupato quei vuoti, si sono installate in mezzo a noi. E questo, vi prego, e questo anche perché sono diventate simili a noi. Sì, le mafie oggi sono diventate simili a noi. Hanno acquisito modi e sembianze più rassicuranti. Ma anche questo è il punto, perché noi siamo diventati simili a loro. Non occorre essere complici, non occorre essere complici attivi per essere alleati delle mafie. Basta e avanza la mafiosità, quel distorto modo di vedere e di sentire che antepone l'interesse privato a tutto e per alimentarlo non si fa scrupolo di violare leggi o di costruirle a propria misura. Mafiosità significa infatti anche questo, mettere l'io davanti a tutti. Non possiamo dimenticare la natura parassitaria delle mafie, della corruzione. Sono dei parassiti che rodano, le mafie e la corruzione rodano come parassiti il tessuto sociale. Sono difficili da sconfiggere perché non è un avversario
che combatte a viso aperto, si insedia dal di dentro, succhiandone poco a poco le risorse e le energie. Allora noi non possiamo stare zitti, soprattutto non possiamo stare inerti, dobbiamo fare sentire la nostra voce, impegnarci perché questo furto di verità, di libertà, di giustizia, di speranza e di civiltà abbia a finire. Come il Presidente Mattarella nel suo messaggio. Allora, queste le parole fortissime, molto forti del Don Luigi Ciotti, che sta continuando il suo discorso nel palco davanti a decine di migliaia di persone. Allora, Valentina Visentin, mi senti? Sì, ti sentiamo qui da Padova. Dietro alle mie spalle, avete sentito Don Ciotti, dietro alle mie spalle ci sono 50.000 persone, più di 50.000 persone che questa mattina hanno invaso pacificamente le strade di Padova. Pensate, il corteo ad un certo punto era lungo più di 1,5 chilometri, è iniziato alle 9 ed è arrivato in Prato della Valle verso le 11 per la 24esima giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Avete visto il palco con Don Ciotti, le autorità, c'è il procuratore antimafia Federico Cafiero De Rao, c'è il prefetto di Padova, tantissimi sindaci, ma soprattutto oggi la piazza erano i giovani, i ragazzi delle scuole, tantissimi bambini, insegnanti, persone che hanno perduto un parente e che hanno voluto portare la loro testimonianza, come Nando dalla Chiesa. Insomma, oggi Padova è diventata la città simbolo della lotta contro alla mafia. È una manifestazione che ha coinvolto tutto il nord-est e tutta Italia. Dicevamo 50.000 persone. Don Ciotti ha anche ricordato come scuola e lavoro siano fondamentali per combattere le infiltrazioni mafiose, perché oggi c'è bisogno di legalità organizzata. Questo è stato detto e ripetuto più volte oggi, quindi una giornata bellissima, tantissime persone, più del previsto, una manifestazione che si è svolta con gioia, con le bandiere della pace, insomma vedete proprio alle mie spalle quanti ragazzi ci sono. Questo è il messaggio che Padova oggi ha voluto lanciare, un messaggio che però non si deve fermare qui, si deve continuare quotidianamente nel nord-est e in tutta Italia. Grazie allora, io direi sentiamo altre due parole di Don Luigi Ciotti e poi chiudiamo il collegamento. Grazie allora. Grazie a voi. Sentiamo ancora Don Luigi Ciotti. Proprio magistratura, forze di polizia, bravi amministratori hanno nonostante tutto in questi anni bonificato, cambiato il volto e l'anima di città e di tanti territori. Palermo non è più la Palermo di 27 anni fa, è un'altra città meravigliosa, Palermo. Ma attenzione, loro però sono ancora vivi, i mafiosi sono ancora vivi. Occorre allora di più, una rivoluzione politica. Queste le parole, i mafiosi sono ancora vivi, la mafia c'è ancora e le forti parole avete sentito anche all'inizio di Don Luigi Ciotti che parlava anche dei migranti, diceva il problema non sono i migranti ma è la mafia, è la illegalità diffusa. Torneremo a parlare di migranti fra poco quando parleremo della nave sbarcata a Lampedusa ormai 2 giorni fa. Adesso però le immagini dei carabinieri di Verona che sono a caccia di una banda che ieri ha preso d'assalto una gioielleria all'Iperfamila di Cologna Veneta alle 18:50, orario di chiusura. 4 banditi hanno saltato il negozio all'interno del centro commerciale, la gioielleria Sandri, con volto coperto, armati di pistole e fucile, seminando il panico tra i clienti a quell'ora evidentemente numerosi. Sul posto, come dicevo, i carabinieri che hanno iniziato subito la caccia alla banda anche con numerosi posti di blocco. Dicevamo 4 i banditi in fuga. Adesso invece il doppio incidente, la 4 che ha provocato numerosi disagi, un'altra mattinata di passione in direzione Milano, all'altezza di Arino di Dolo, zona purtroppo non nuova a questi problemi, uno schianto tra 6 veicoli al chilometro
373 tra il bivio con l'A57 e l'area di servizio di Arino di Dolo ha provocato 8 km di coda. Si registra anche un ferito apparentemente lieve, sul posto ovviamente l'Autostrada, il SUEM, i Vigili del Fuoco e anche gli ausiliari alla viabilità di CAV, la concessionaria CAV. Ancora dicevamo le immagini di Lampedusa invece, perché sono in aggiornamento ovviamente costante le notizie da Lampedusa con la nave, la nave Mare Ionio che è attraccata a Lampedusa, ha sbarcato come sappiamo i 49 migranti, l'abbiamo raccontato ieri, ma c'è un atto diciamo ufficiale, il nome del comandante della Mare Ionio Pietro Marrone, che è il primo iscritto nel registro degli indagati della Procura di Agrigento. Come sappiamo a guidare diciamo gli armatori della nave sono tra gli altri Luca Casarini, che vediamo in queste immagini, e Beppe Caccia, in Global diciamo, dei centri sociali e insomma appartenenti della sinistra radicale veneziana, che sono gli armatori. Il comandante invece è Pietro Marrone, che è un pescatore siciliano, che è però indagato in questo momento, mentre ieri la Procura di Agrigento aveva aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Adesso si è aggiunto il nome di Pietro Marrone, al quale è contestato anche il reato di obbedienza, di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, previsto dall'articolo 1099 del codice della navigazione. Il comandante ha detto rifarei tutto per salvare le vite, mentre Caccia e Casarini chiedono il dissequestro della nave, che come sappiamo è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Anche su questo vi aggiorneremo questa sera nel corso del nostro telegiornale sia del Veneto che di Venezia, per ulteriori sviluppi sulla cosiddetta nave chiamata così dei veneziani. E poi ci sono le polemiche di questi giorni che continuano sul congresso mondiale delle famiglie a Verona, che si svolge la settimana prossima, il prossimo weekend. Polemiche ormai costanti ogni giorno. Sul caso è intervenuto ieri anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentite. La mia personale posizione oggi qui a Verona piuttosto che in giro per il mondo è sempre chiara. Io sono per la libertà di scelta delle donne, sono per il totale rispetto non solo di loro ma anche di chi fa scelte sentimentali che non vengono ritenute ordinarie. Per cui l'omofobia, la vera malattia è l'omofobia. Prima mossa, sbaragliare il campo dagli equivoci. Il terreno d'altronde è minato. Omosessualità, aborto, ruolo delle donne e relatori di un certo oltranzismo sul tema. Il governatore Luca Zaia è la patata bollente di un congresso, quello mondiale delle famiglie, che ogni giorno si arricchisce di polemiche. Più di una settimana al meeting di Verona e gli stracci volano già da un po', anche nel governo giallo-verde, che ha trovato un nuovo terreno di scontro, se ce ne fosse stato bisogno. Pentastellati contro, Lega a favore, con Salvini e il ministro Fontana presenti all'evento. Ma la bufera è di nuovo dietro l'angolo. La deputata PD Giuditta Pini oggi all'attacco, come tutto il partito. Il ministro Lorenzo Fontana spiega, rispondendo alla Camera a una mia interrogazione sul patrocinio al Congresso Mondiale delle Famiglie, ha detto che non ha ricevuto nessuna richiesta di ritiro né formale né in forma privata. Quindi i sottosegretari Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora del Movimento 5 Stelle stanno mentendo da 2 settimane. E se la polemica odierna si incentra proprio sul patrocinio del governo tolto o meno al congresso, da giorni il PD regionale chiede che almeno Palazzo Balbi agisca di conseguenza. Ma guardi, la posizione della regione è trasparente, nel senso che ci è stato chiesto il patrocinio che abbiamo garantito e abbiamo dato. Si fanno un sacco di polemiche, io per primo sono andato a documentarmi, leggo i giornali, vedo che si dice che c'è una relatrice che ha fatto una proposta per la pena di morte di gay, ma guardate, io ce l'ho con quelli che sono fissati con l'omofobia, figurati. Sono andato a vedere, poi ne viene fuori che questa signora, da quel che si legge, non è neanche parlamentare e dicono che la proposta è stata presentata 2 anni prima da altri. Al di là di questo, se i temi restano nel binario della sostenibilità, sono temi che hanno diritto ad essere trattati come tutti gli altri. Cercheremo di capire poi fino a che punto le convinzioni personali vengono espresse e fino a che punto la libertà altrui viene lesa, ma al momento attuale vedo che ci sono dei relatori che parleranno di temi che assolutamente sono temi sulla carta assolutamente affrontabili, poi vedremo cosa accadrà. Insomma, per il numero 1 della regione resta sacra la libertà di parlarne, ma fa in qualche modo capire che si dovrà vigilare sugli sviluppi della contestatissima 3 giorni, anche perché su certi temi, dice, proprio la nostra regione ha fatto da capofila. E se in Veneto le donne a 50 anni possono avere il sostegno per 3 tentativi alla fecondazione assistita, lo debbono a me, che ho affrontato le polemiche planetarie dei fondamentalisti, per cui figuratevi se mi fanno paura strada.
Adesso restiamo per un attimo a Roma, ne abbiamo parlato in qualche modo, parlando anche del governo che si scontra anche sulla questione delle famiglie. A Roma ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ufficiale all'Election Day del 26 maggio, ovviamente già un po' era ipotizzato, ma c'è l'ufficialità che il 26 maggio sarà Election Day, cioè si andrà a votare sia per le elezioni europee che per le elezioni amministrative. Come ricordiamo saranno 321 i comuni della regione in Veneto che andranno a rinnovare le amministrazioni, l'unico capoluogo di provincia che va al voto in Veneto è Rovigo, e saranno anche le prime elezioni per i 5 nuovi comuni istituiti nel 2019, cioè Borgo Valbelluna nel Bellunese, Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino e Pieve del Grappa nel Trevigiano. A Venezia adesso, con qualche problema, qualche disagio per i turisti stamani in piazza San Marco, ci racconta tutto al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, cosa è successo? Buongiorno da Venezia, dove questa mattina nella zona di piazza San Marco ci sono stati alcuni attimi di panico per la rottura di un tubo di gas da parte di un operaio che stava effettuando un intervento sui sottoservizi della piazza poco distante da Palazzo Ducale. I turisti che si trovavano in zona sono stati deviati dal loro itinerario in piazza San Marco, mentre gli agenti della polizia locale hanno creato una sorta di area off limits, costringendoli ad un percorso alternativo. Sul posto poco dopo sono giunti i tecnici dell'Italgas per bloccare la fuoriuscita e riparare il danno nel più breve tempo possibile. L'area è in sicurezza e la continuità del servizio è garantita comunque a tutte le utenze della zona, quindi in tal senso non ci sono stati problemi al momento. Il danno ha causato comunque la lesione di una condotta del gas in bassa pressione che serve la zona, provocando una dispersione, ma al momento la situazione è sotto controllo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso nella Marca Trevigiana, Riese Pio X, problemi con le multe di un'auto Velox. Il sindaco lo liquida come un errore di trascrizione, i sanzionati ne chiedono l'annullamento e la procura ha aperto un'inchiesta per falso in atto pubblico. E tutto ruota attorno all'auto Velox di via Kennedy a Riese Pio X, strada trafficatissima che porta dal Tivole, e auto Velox che non è nuovo polemiche su sanzioni e affini. E se finora si contestavano taratura e velocità, adesso la questione si è spostata su chi ha firmato i verbali, che non è l'agente preposto. Risultato? Un centinaio di multe sotto sequestro e inchiesta del Tribunale per falso in atto pubblico. L'esposto è in forma anonima, pare innescato da una soffiata interna al comune. Del resto l'autovelox in questione non è certo simpatico agli automobilisti, considerando il record di sanzioni quotidiane rilevate, oltre 2.000 su un traffico giornaliero di 12.000 veicoli, con 300 verbali spediti solo nei fine settimana. Ma dal comune il sindaco Matteo Guidolin si dice sereno sull'esposto. Si tratta di un errore di compilazione, peraltro già risolto. Comunicazione ad ogni sanzionato del precedente verbale e notifica di quello corretto. Tutto qui, come dire, se qualcuno pensava di farla franca, si è sbagliato di grosso. E adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Padova, ritrovare dopo 17 anni 2 preziosi violini che gli erano stati rubati, è successo a un liutaio padovano. Sono inconfondibili, gli strumenti sono come dei figli. I suoi preziosi violini spariti 17 anni fa. Non ha avuto incertezze Roberto Lanaro, liutaio in attività da quasi mezzo secolo a Padova, quando ha ricevuto una telefonata a fine dicembre da un musicista milanese che aveva da poco acquistato su un sito di vendita online i 2 strumenti. Uno lo aveva fatto proprio lui 20 anni fa. È un violino costruito nel 1999, il quale era stato presentato anche a una mostra a Parigi, quello strumento lì, e per quello lo tenevo per farlo vedere e anche per farlo provare come campione, come campionatura del mio lavoro. L'altro era frutto di una preziosa e faticosa opera di restauro. Aveva avuto un restauro nel fondo dello strumento, un restauro anche molto particolare perché non tutti gli liutai sono in grado appunto di fare restauri del genere. Per quello quando questo maestro di Milano
mi dice ho uno strumento che è stato restaurato, e ho capito subito che erano i 2 strumenti che erano stati portati via ancora nel 2002. Erano stati regolarmente prestati a un cliente abituale della bottega questi violini, tutto documentato con ricevute firmate. Con i 2 strumenti in prova il musicista però aveva fatto perdere le sue tracce e a Roberto Lanaro non era rimasto altro da fare che sporgere denuncia, un atto fondamentale. È stata la denuncia, conservata per 17 anni, la prova regina, che ha permesso l'intervento dei carabinieri presenti in negozio insieme al maestro milanese che, investiti più di 10.000 euro, al liutaio aveva chiesto un certificato di autenticità. Gli strumenti sono stati sequestrati e presto rientreranno in possesso di Roberto Lanaro. Intanto a chi acquista online oggetti preziosi ecco la raccomandazione. Gli strumenti che vanno denunciati, o non solo strumenti, qualsiasi cosa viene denunciata, e dopo 6-8 anni al massimo vanno cancellati tutti questi strumenti, tutte queste cose dalle liste. Che vuol dire, uno per quanto vuol fare ricerche, l'affidarsi di acquistare determinate cose su questi siti, che ce ne sono ma a centinaia, senza nessuna precauzione, diventa un incauto acquisto e diventa poi ricettazione. Per 2 italiani sono scattate le denunce, uno è stato anche riconosciuto come il probabile autore del furto del 2002. Oggetti fatti con il cuore, 2 violini che ci piace pensare abbiano ritrovato la via di casa. A Treviso adesso che avrà il suo Disability Manager, un professionista che collaborerà con Comune e ULS 2 per rendere la città più accessibile. Era una delle questioni che durante la campagna elettorale stavano particolarmente a cuore a Mario Conte, quello di rendere la città più accessibile alle persone disabili. Ora, con la nomina di Rodolfo Dalla Mora, Treviso ha il suo Disability Manager, una figura che, grazie alla collaborazione tra Comune ed ULS, si concentrerà su tutti quegli interventi necessari per rendere la città, gli edifici pubblici, le mura, l'ospedale accessibili alle persone con disabilità, ma anche agli anziani, alle mamme con i passeggini o chi ha difficoltà motorie. Gli obiettivi sono molti e anche importanti, cioè quello di innanzitutto creare una rete di base e soprattutto quello di creare l'interazione dei servizi tra il Comune e l'ULS 2, attraverso tutta una serie di operazioni e di azioni condivise con le aziende ma anche con la comunità, in particolare con le associazioni di volontariato. Dalla Mora, con una lunga esperienza sull'argomento e anche fondatore della Società Italiana Disability Manager, lavorerà anche con l'ULS per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella futura cittadella della salute e l'efficientamento delle commissioni invalidi e patenti, ma sarà anche a disposizione dei cittadini per consulenze per adattare le abitazioni alle necessità di un disabile. E sono molte le segnalazioni giunte in questi mesi all'amministrazione comunale da parte dei trevigiani, soprattutto per la mobilità. L'accessibilità dei luoghi non solo dovuta a barriere architettoniche, a volte il problema è quello, quindi cartelli stradali posizionati sui marciapiedi in posizioni poco idonee, oppure appunto altre forme di interruzione di quello che è il percorso per una persona con disabilità, ma a volte sono cose legate invece alla civiltà e all'inciviltà dei cittadini, dove come assessorato possiamo lavorare in un'opera di sensibilizzazione. Un esempio molto semplice, le biciclette parcheggiate un po' ovunque. Ieri a Legnaro la inaugurazione dei nuovi laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Eccellenza Veneta. Qui, guardate qua, al centro, per favore. Qua, grazie. Grazie mille. Grazie. Un investimento da 7.300.000 euro per questi nuovi laboratori che saranno il quartier generale dell'attività scientifica dei prossimi decenni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Inaugurato l'asse centrale dei laboratori, 4.500 metri quadri, dove verrà potenziata l'attività diagnostica sugli animali, la diagnostica specialistica e la virologia. La struttura ospiterà laboratori di riferimento europeo per l'influenza aviaria, un investimento a cui ha partecipato anche il Ministero della Salute.
Questo è uno dei centri di eccellenza della rete degli istituti zooprofilattici italiani, ma soprattutto è un centro che ha già ricevuto una serie di riconoscimenti a livello internazionale. Ci sono diversi centri di collaborazione sia con la FAO che con l'Organizzazione Mondiale della Salute. L'ultimo fiore all'occhiello di cui si può fregiare è quello dell'influenza aviaria come laboratorio comunitario di riferimento. All'interno vi lavoreranno 80 persone tra veterinari, biologi, tecnici e amministrativi. L'Istituto Zooprofilatico ha incrementato negli ultimi anni le assunzioni di personale. Per il 2019 sono previsti 37 nuovi dipendenti, diventando così un punto di riferimento per la sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale. Oggi come oggi, pur continuando a fare la diagnosi delle malattie infettive degli animali e le malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e dall'uomo all'animale, cioè le zoonosi, siamo impegnati molto, sempre di più, su quella che è la sicurezza alimentare e abbiamo delle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico in cui si fa solamente sicurezza alimentare. Siamo in chiusura, vi ricordo le 13, fra pochissimo in diretta, questa sera sempre in diretta 20:10 per parlare di politica e di attualità con Federico Canera, assessore regionale del turismo della Lega, e con Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. È iniziata ufficialmente la primavera ed in effetti la giornata di giovedì 21 marzo rispecchierà questa stagione con la presenza diffusa del sole. Nel dettaglio sul Veneto avremo bel tempo su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno e limpido. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -1 e 5 gradi, massime davvero molto miti tra 15 e 16 gradi. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo sarà anche qui sereno su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 10 gradi, massime invece sui 16 gradi circa. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno a -1 grado. Valori massimi sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.